Questo è il Monte San Simeone, epicentro del disastroso terremoto che il 6 maggio 1976 alle ore 21:05 ha colpito il Friuli. 55 interminabili secondi che hanno sconvolto tutto il sistema di vita di una popolazione laboriosa con tradizioni di antica civiltà e gravemente compromesso il tessuto economico e sociale in cui affondava le sue radici, lasciando dietro a sé un desolato panorama di rovine. Da allora il sisma, sempre con questo epicentro o altri molto vicini, ha fatto registrare centinaia di scosse di varie entità. L'11 del 15 settembre, infine, 3 altri terribili sommovimenti hanno definitivamente abbattuto ciò che ancora era in piedi e distrutto in pochi secondi tutto quello che in 4 mesi era stato faticosamente riattato. Il terremoto ha interessato una superficie pari a 4.812 km² e distrutto o danneggiato 119 comuni. La delimitazione delle zone colpite è la seguente: 41 comuni disastrati su una superficie di 1.778 km² ed una popolazione di 103.662 abitanti. 45 comuni gravemente danneggiati su una superficie di 1.698 km² ed una popolazione di 137.306 abitanti. 33 comuni danneggiati su una superficie di 1.336 km² ed una popolazione di 280.831 abitanti. 1.000 i morti. Questa documentazione è stata girata dal 4° al 25° giorno dopo il terremoto del 6 maggio e dal 2° e 3° giorno dopo le 2 scosse del 15 settembre. Le scene vanno quindi da quelle riprese pochi giorni dopo la tragedia a quelle in cui il febbrile recupero dei vivi e dei morti è già cessato. Sulle rovine è sceso il silenzio e di molti paesi si vedono già i vuoti paurosi lasciati dalle demolizioni e dallo sgombero delle macerie. Il montaggio non segue un ordine cronologico, ma un raggruppamento geografico per zone colpite. Gemona. Era un'antica città medievale, tra le più belle del Friuli. Fin dal 6 maggio era uno dei paesi più gravemente colpiti. Ha avuto 350 morti, danni ingenti agli edifici, il prezioso centro storico quasi interamente distrutto. Un ambiente incomparabile, perduto per sempre. La valutazione di danni subiti, non ancora completata, data la sua vastità, al momento del 2° terremoto, è stata da questo vanificata ed è nuovamente da rifare. Ma è sufficiente la visione delle devastazioni causate dalle violenti scosse per avere un'idea della gravità estrema e della vastità del disastro. Già col sisma del 6 maggio era crollato il campanile dello splendido Duomo, gravemente danneggiato anch'esso. Ed il recupero del tesoro e delle opere d'arte
da parte di uno dei tanti gruppi di volontari che si erano prodigati in quelle prime giornate, affiancandosi ai vigili del fuoco, è emblematico di infinite, analoghe operazioni che avevano avuto luogo in tutte le località colpite, per cercare di salvare almeno parte del grande patrimonio artistico del Friuli, rovinosamente danneggiato già dalla prima scossa. I due terremoti dell'11 e del 15 settembre hanno definitivamente annientato quel poco che si era salvato e sul quale si era ancorata la tenace volontà di ricostruzione dei friulani. Queste riprese, fatte al 19 settembre, danno un'idea di quanto sia peggiorata la già drammatica situazione di Gemone. Soccorsi da ogni parte del mondo erano cominciati ad affluire a Gemona e negli altri paesi devastati a poche ore dalla prima tragedia. Assieme ai reparti dell'esercito italiano e dai vigili del fuoco, contingenti di soldati stranieri avevano lavorato senza interruzione, giorno e notte, per estrarre i superstiti dalle macerie, recuperare le vittime, aiutare le popolazioni a salvare il poco rimasto tra le rovine. Per questi primi soccorsi e per il successivo abbattimento e sgombero delle strutture pericolanti, il loro prezioso contributo in uomini e mezzi sarà ricordato per sempre, con riconoscenza, dalle genti friulane. Lesionato irreparabilmente anche il nuovissimo ospedale di Gemona, il cui avvancorpo è stato fatto saltare da reparti del genio, data la sua estrema pericolosità. Ingenti i danni al patrimonio delle ferrovie dello Stato. Molte le stazioni ferroviarie distrutte, le linee elettriche abbattute, i binari divelti. A poche settimane dal primo sisma, grazie al rapido intervento dell'amministrazione ferroviaria, quasi tutte le linee di comunicazione erano state ripristinate. I terremoti di settembre hanno reso inutile questa fatica. Frane rovinose hanno nuovamente danneggiato le linee ferroviarie ed il lavoro di sgombero e di riattamento tutto da rifare.